Leonardo Granata, Agritourist, Confagricoltura Veneto. Gli agriturismi stanno soffrendo, al pari delle altre strutture, di questa difficoltà enorme di operare con normative che non si capiscono. È vero, purtroppo stiamo soffrendo in maniera molto importante, di fatto siamo chiusi ormai da oltre 2 mesi. Teniamo presente che le nostre sono strutture piccole, a conduzione familiare, sia gli agriturismi che danno ospitalità sia quelli con la ristorazione in questo momento sono del tutto privi di entrate. Finora avete potuto un po' aprire le porte? Limitatamente alle persone che lavorano presso le strutture ospedaliere. All'inizio, a dire la verità, potevamo lavorare anche con il personale che opera in quei settori che sono aperti dai vari DPCM che sono succeduti in questi mesi. Poi è successo quello che avete letto anche sui giornali, cioè una chiusura sulla quale siamo intervenuti. Sabato scorso una nuova FAC, scusatemi un termine che non sopporto, che è orrendo, FAC, proprio la dice tutta, ci ha consentito di riaprire per il personale addetto alle attività consentite e nuovamente martedì siamo stati richiusi. Sinceramente non è questa la maniera che un paese possa andare avanti. Ci sono aziende in enorme difficoltà, abbiamo bisogno di certezze. Qui siamo nel cuore dei Colli Euganei, in un posto strepitoso, isolato praticamente, però insomma le normative sono stringenti anche da queste parti. Che cosa si aspetta? Che lei è agente adesso? No, io in questo momento, come tutti noi, non abbiamo persone, anche perché il mio tipo di clientela in questi anni è sempre stato volto al turista, al classico turista che viene per visitare il territorio o per fare il giro in bicicletta. Qui siamo in prossimità della pista ciclabile dei Colli Euganei, quindi io non ho nessuno e a questo momento non ho neanche prenotazioni, anche perché il mio cliente tipo è un cliente che viene dall'estero. Sappiamo, in modo particolare olandesi, tedeschi e francesi, sappiamo per certo che quando e come riapriremo il primo tipo di turismo che potrà svilupparsi sarà quello di prossimità, quindi innanzitutto regionale e poi di regioni con termine. Però guardate, lo dicevo anche ai miei associati in questi giorni, dovremmo avere la sfera di cristallo per capire che cosa succederà. Ci stiamo attrezzando, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, sia per quanto riguarda gli aspetti di informazione da dare ai nostri futuri ospiti, ma in questo momento non abbiamo certezze. Ci spiega un po' come apre sta camera, l'ospite arriva, deve trovare la camera disinfettata, poi lo dovete un po' seguire, come funziona? Questa è una bella domanda, vorremmo capirlo anche noi, perché in questo momento non sono ancora uscite delle norme ufficiali, tanti protocolli, però quello che è certo è che nel momento in cui io, titolare dell'agriturismo, accolgo l'ospite, devo dargli tutte quelle certezze, giuste certezze della salubrità del locale. Quindi io, facendo ospitalità, devo avere preventivamente sanificato coi prodotti a base alcolica, a base di alcol sostanzialmente, di varechina, che vengono utilizzati al fine di garantire l'igienizzazione, le pulizie ordinarie che si fanno sempre, più l'igienizzazione della camera. Ecco, però l'ospite magari è un turista che va in giro, va a spasso, va nei locali, poi torna e magari si è beccato il coronavirus. Cosa succede? Questo è un problema che stiamo capendo come gestire, perché io posso anche garantire la bontà della sanificazione fatta nel mio ambiente, ma certamente non posso essere certo di quello che mi porta in casa l'ospite e non posso sicuramente essere io a fargli il tampone ogni volta che rientra o col termoscanner misurargli la temperatura. Questo è uno dei rischi che dovremo valutare come affrontare. Tra l'altro un altro aspetto importante riguarda i costi di tutta questa operazione, perché per la ristorazione piuttosto che per l'ospitalità andare incontro a processi di sanificazione o di distanza, cosiddetta distanza sociale importanti, aumentano ovviamente i costi per la struttura. Quindi i rischi e costi bisogna valutare poi se le aziende hanno convenienza ad aprire.
Lei ha già un sentore di quanti riapriranno, di quanti non riapriranno, di quanto veramente peserà questo lockdown? No, in questo momento non abbiamo ancora delle previsioni certe, avvertiamo molta incertezza, molta preoccupazione. Teniamo presente che le aziende in questi anni hanno investito molto in qualità, in strutture per garantire il meglio ai propri ospiti, sia per il turismo, sia per la ristorazione che per l'ospitalità. Alcune aziende si trovano anche con, con dei mutui accesi con le banche, quindi saranno costretti in qualche maniera a riaprire. Altri che hanno una situazione un po' più tranquilla da un punto di vista finanziario, diciamo che stanno osservando, stanno cercando di capire cosa succederà, quali saranno le norme che ci verranno date, i protocolli che ci verranno dati e quando avverrà questa ripresa del turismo. Se avesse qui davanti Conte o Zaia, cosa gli direbbe? Sono due cose completamente diverse, ma veramente radicalmente diverse. Zaia, devo dare atto al nostro governatore, Zaia e la giunta, io sono spesso in contatto con l'assessore Canere e l'assessore Pan, hanno fatto quello che era nelle loro disponibilità poter fare. Io chiederei al governo una meno, diciamolo in Veneto, meno ciacole e più fatti. Gianni Calaon, 4 volte campione del mondo di pizza, è grande esperto della ristorazione gourmet nell'ambito dei panificati. Cosa sta succedendo? Io non apro, aspetto ancora una settimana a vedere un attimino come si muovono i miei colleghi e come saranno le precauzioni che bisogna prendere. Quali sono le paure? Ma la paura è che non venga fuori la gente a mangiare, uno, e dopo essere in regola, non rischiare sanzioni, questo è sicuro. Quindi pochi tavoli, anche magari entra un controllo, è difficile stare al passo con regole che ancora non si conoscono tra l'altro. E soprattutto non abbiamo regole scritte che possiamo dire ok, è scritto qua, siamo a posto, e invece no, per adesso non c'è niente. Ecco, lei ha fatto grandi investimenti, aveva aperto anche un altro locale, un grande laboratorio, addirittura si era spostato all'estero, in Cina e proprio nell'epicentro di tutto questo, a Wuhan, dove aveva quanti locali? 4 locali. Chiusi adesso. Sono chiusi momentaneamente. Ma com'è andata lì? Che cosa è successo e come l'avete vissuta? Lì hanno chiuso sul giro di 2 ore, hanno chiuso tutto, e hanno chiuso proprio tutto, non si poteva girare da nessuna parte. I miei soci sono scappati sulle campagne con le famiglie e sono ancora là. E quindi anche adesso la situazione non è cambiata? No, le nostre pizzerie sono ancora chiuse. Allora, è difficile trovare un pizzaiolo che decide di investire in Cina a Wuhan. Com'è andata? Ma lì non ho investito io in prima persona e sono stato contattato per fare il prodotto italiano, è piaciuto a loro quello che facevo io e mi hanno chiamato, sono andato su, abbiamo fatto prima una consulenza, da lì è diventata una società e quindi siamo partiti per un'avventura che andava bene anche, quindi adesso vedremo quando ripartirà. Andava bene come tutto il Made in Italy all'estero, adesso è difficile, è un settore che anche quello sembra un po' precluso. Sì, ma soprattutto la città di Wuhan penso che sarà quella che pagherà più di tutto perché mi parlano veramente, sono disperati. Ecco, qui in Italia non è andata tanto meglio perché abbiamo detto una pizzeria ha deciso di tenerla chiusa, però sta investendo su un laboratorio che cosa farà? In laboratorio nuovo ho creato un laboratorio per le basi pizza che fatalità proprio in questo momento è una moda anche e io sono partito ancora 4 anni fa a fare questo e mi sta dando ragione e quindi un po' di ossigeno me l'ha dato il mercato. Quindi in questo momento che cos'è? Quali sono le sue entrate? La pizzeria qui zero, il take away? Un 20% di pizza a sporto che proprio è irrisorio. Ho ridotto il personale, l'unica fortuna, fra virgolette, è stata quella di poter ridurre il personale, ci siamo messi dentro la pizzeria io e mia moglie con 2 persone e facciamo solo l'asporto, quindi abbiamo ridotto completamente tutte le spese.
Anche per ripartire bisogna riportare indietro dalla cassa integrazione dipendenti. Esatto, anche lì facciamo rientrare i dipendenti, sì, e dopo se non arrivano i clienti vuol dire andare sotto, a mio avviso bisogna aspettare un attimo per vedere come si muove il tutto. Ecco, lei aveva il biglietto in tasca per l'America per partecipare al quinto campionato mondiale di pizza. Sì, anche lì è andata male, e ci rifaremo il prossimo È stato rinviato. prossimo anno. Il prossimo anno speriamo che arrivi loro questa quinta coppa, visto che vedo che l'entusiasmo non le manca. Qual è l'umore? Però insomma l'umore vero in questo momento? Ma io sono positivo di natura, però un attimino di pensieri iniziano a esserci. Lei sa, intorno qui a Padova, nel Veneto, visto che vi conoscete tutti tra pizzaioli, come sarà la situazione? Quanti riapriranno e quanti locali invece magari chiuderanno per sempre? Ma io non lo so di sicuro, però sicuramente ci sarà una selezione naturale in assoluto, perché tantissimi erano in difficoltà, è un mondo già molto critico con tutto quello che è stato aperto sugli ultimi 10 anni, c'è una concorrenza spietata e comunque ha portato del bene ma anche del male, quindi tantissimi non sono presi male, perché è tutto il mondo della ristorazione che è messa un po' male, quindi adesso secondo me ci sarà una grande selezione. Ecco, lei ha puntato moltissimo sulla qualità, le pizze gourmet, le pizze diciamo così anche con ingredienti molto, molto strani, sempre innovativi. Questo secondo lei cambierà? Cioè cosa chiederà il cliente? Quella è la mia paura, perché tutto il resto non è un problema, di sicuro non tornerò mai, non cambierò mai la mia idea di ristorazione, quindi di avere un prodotto di qualità. Ho sempre lottato per questo e sarò ancora un pioniere su questo. Buongiorno, è veramente un piacere avere con noi il direttore dei Solisti Veneti Giuliano Carella in un momento difficile in cui la musica e l'arte stanno soffrendo, alla luce anche delle ultime disposizioni. C'è qualche spiraglio per la possibilità di ricominciare a vivere, ma ancora non si può aprire una stagione come siamo abituati a vederla. Purtroppo no, in questo momento uno dei problemi più grandi è proprio quello di non sapere quando sarà possibile veramente ricominciare l'attività. C'è un grande desiderio da parte di tutti quanti naturalmente di riprendere, di fare musica, di fare cultura, di tornare a fare concerti, però è chiaro che in questo momento le incognite sono troppe e non c'è la possibilità veramente di ipotizzare quando tutto questo sarà possibile. Senta, c'è questo decreto Franceschini, c'è l'ultimo decreto che è uscito, tante disposizioni, sarà in qualche maniera immaginabile per una compagine come voi che è praticamente risorta dopo un grave momento determinato dalla morte del direttore Claudio Scimone, una grande difficoltà per far vivere la musica, finalmente la luce che stava arrivando con grandi riconoscimenti anche internazionali, anche per lei che ha diretto orchestre un po' in giro per il mondo. Adesso questa situazione che cosa determina in un gruppo come il vostro, che è un po' il simbolo della musica veneta? Grazie. Sì, la storia dei Solisti Veneti e la storia del maestro Claudio Scimone sono dal punto di vista proprio del repertorio veneto una pietra miliare, un punto fondamentale della storia dell'interpretazione musicale degli ultimi 60 anni. L'anno scorso noi abbiamo festeggiato i 60 anni dei Solisti Veneti ed è chiaro che già l'anno scorso era stato un momento molto delicato perché continuare a portare avanti l'eredità di Claudio Scimone è stato un passaggio estremamente delicato, come lei giustamente ricordava. Un passaggio che si sta risolvendo ancora in maniera estremamente felice. Quello che succede adesso in questa situazione è che naturalmente purtroppo tutta quella che è l'attività che noi avevamo previsto, a cominciare dal Veneto Festival, per continuare con tutti i concerti che avevamo in quest'estate, avevamo fatto un'attività piuttosto importante, molto bella, con degli appuntamenti prestigiosi come quello Rossini Opera Festival, dove
dovremmo, diciamo ancora, dovremmo perché non sappiamo che cosa succederà, eseguire l'integrale delle 6 sonate a 4 di Gioacchino Rossini. È chiaro che in questo momento la situazione è veramente, cioè definirla drammatica è un pallido eufemismo, perché naturalmente poi noi siamo molto legati con i musicisti, i solisti veneti sono un gruppo straordinario di amici, di persone straordinarie che fanno musica insieme in una maniera mirabile, quindi il problema non è quello di andare avanti, andremo avanti sicuramente in ogni caso. È chiaro che in questo momento la situazione, come per tutti gli altri, è veramente tremenda. Senta, lei ha voluto, prima di tutto, avete provato anche a fare musica insieme attraverso questi metodi innovativi, questi strumenti di condivisione via web che permettono anche di sincronizzare anche una compagine orchestrale. Bello, straordinario anche dal punto di vista della tecnologia, ma anche il cuore del pubblico. Adesso voi avete lanciato un appello, adesso la parola basta è arrivata, insomma, anche per voi. Certo. Come dire, è naturalmente il mezzo, stare online è una prospettiva ed è una possibilità veramente molto molto importante. La ringrazio per i 2 video che sono stati più 2 atti di volontà appunto tra amici di passare un momento insieme. Però quello che è il discorso fondamentale per noi, senza disdegnare, anzi sfruttando anche quello che è il mezzo, le possibilità che ci vengono offerte dal fatto di essere online, la cosa fondamentale per noi è suonare. Una delle grandi caratteristiche dei solisti veneti è sempre stata questa qualità di suono speciale, questo colore veramente incredibilmente veneto, che è stato uno dei segreti, una delle caratteristiche importanti e che è una delle caratteristiche importanti di questo complesso. Noi speriamo di fare concerti, perché solo nel momento in cui abbiamo questa comunicazione, questo passaggio con il nostro pubblico, veramente viene realizzato quella che è l'essenza della nostra vita, della nostra arte. Io dicevo che la musica è un'arte straordinaria, che non esiste un attimo prima e non esiste un attimo dopo. E noi quello che vorremmo fare il silenzio è qualcosa di straordinario, ma riempire questo silenzio con la nostra vita, con la nostra cultura e con la nostra musica. Ma come si può fare? Come se lo immagina lei questa riapertura, questa possibilità di fare concerti? Ma dunque in questo momento si sta ragionando su che cosa si può fare. Ci sono tutta una serie di regole che andranno rispettate, cioè quella che è la distanza tra i musicisti. Quanta questa distanza debba essere ancora non è chiarissima, perché si parla chiaramente come minimo di 1 metro, ma forse per un complesso come i solisti veneti non è un problema che questa distanza tra i musicisti sia anche maggiore. Abbiamo a disposizione dei musicisti, degli strumentisti veramente formidabili. Noi siamo in condizione di suonare nella nostra formazione storica, cioè quella di soli archi, con una distanza tra i musicisti anche di quasi 2 metri senza nessunissimo problema. Quindi pensare di portare nei luoghi, nel decreto ministeriale si parlava di sale da concerto al chiuso o all'aperto. Una cosa fondamentale sarà quella di avere per il pubblico dei posti inamovibili, cioè dei posti che non possono essere, naturalmente, non è la sedia che può essere spostata. Detto questo, bisogna garantire la distanza anche tra il pubblico, anche questa distanza, 1 metro è sufficiente. Secondo me sono stati fatti in questo periodo anche degli studi sui vari teatri, sulle varie situazioni. È chiaro che ci saranno delle perdite di incasso, però in qualsiasi situazione si può garantire una distanza estremamente importante tra un ascoltatore e l'altro. Quindi io spero che in questa ottica, in questa prospettiva, nei luoghi giusti, rispettando distanze e normative per i musicisti, per gli artisti e per gli ascoltatori, ci sia la possibilità di riprendere. Senta, il Presidente del Consiglio, spiegando il suo decreto, ieri parlando del mondo della cultura in generale, ha parlato del mondo del divertimento, e questo
ovviamente ha creato la reazione di tutto quel mondo di professionisti, grandissimi professionisti, musicisti, artisti del teatro, del cinema, di qualsiasi settore del mondo della cultura, della pittura, che studiano, si aggiornano, stanno sul mercato internazionale e non si considerano mondo del divertimento. Senta, la cultura è anche divertimento, gioia in questo tipo di senso, però la cultura è anche qualcosa, cioè la cultura va bene, cosa possiamo dire di non ovvio? La cultura è parte di noi stessi e soprattutto quello che non bisogna dimenticare mai è che la cultura vuol dire anche economia, perché in qualsiasi concerto, in qualsiasi recita di opera lirica, in qualsiasi apertura di una mostra, di un museo, di un pezzo teatrale, di tutto, c'è un ritorno economico importantissimo e questo ritorno economico nel momento in cui noi parliamo di turismo, di cultura, di ritorno del turismo, perché naturalmente il turismo è una delle grandi industrie italiane e del Veneto in modo particolare, dobbiamo legare tutto questo in una sintesi virtuosa che permetta veramente non di divertirci, ma di lavorare e di fare il nostro mestiere soprattutto. Ecco. Senta, qual è diciamo, lo stato d'animo dei suoi musicisti in questo momento, quando vi parlate, vi sentite? Allora, le devo dire che c'è un'evoluzione da 2 mesi a questa parte. All'inizio lo spirito è stato di una grandissima frustrazione, perché per esempio io in quel momento mi trovavo in Germania, Francoforte, dove stavo montando con l'opera di Francoforte la nuova produzione di Bianca e Faliero. Eravamo una bellissima opera, eravamo nel pieno delle prove e c'è stato un momento veramente, come dire, molto delicato, nel quale non si capiva se ci si fermava o si andava avanti. Nel momento in cui si è capito che ci stavamo fermando, a tutti e noi è crollato il mondo addosso, perché la mia impressione è quella, parlo per me, ma penso di interpretare anche un po' lo spirito dei miei amici e dei musicisti, dei solisti veneti. È come se fossimo stati fermati bruscamente durante una corsa, cioè lei sa benissimo che nel momento in cui ci si blocca ci sono tutta una serie di reazioni, ecco, questo all'inizio è stato questo, il fatto di non sapere cosa succedeva, come se saremmo andati avanti, se no, per cui il primo momento è stato veramente bruttissimo, anche perché purtroppo ci sono anche delle parti legate al nostro lavoro, noi... Certo, alla vostra vita, insomma, al vostro sostentamento, tutto, certo. Si parla dei lavoratori dello spettacolo che rimangono a casa, non ci si rende conto del fatto che siamo, nella stragrande maggioranza, fatti salvi gli insegnanti o chi ha un posto stabile, siamo dei disoccupati, cioè non abbiamo più lavoro, perché quando le manifestazioni vengono annullate, come sta succedendo, non è che niente ci è dovuto. Niente, cioè, dalla sera alla mattina pensavamo, come succede per i ristoratori, per gli alberghi, è un problema generale che ci ha unito moltissimo. Dalla sera alla mattina si rimane senza più niente. Cioè dei palcoscenici internazionali a reddito di cittadinanza sostanzialmente. Esattamente, che sì, che poi anche lì ci sarebbe un po' da parlare perché ecco, è un argomento che preferisco non affrontare. Però quello, le dicevo, questa è stata la prima reazione. A distanza di ormai quasi 2 mesi, le assicuro che questa frustrazione è completamente passata. Dobbiamo reagire, dobbiamo riaprire, dobbiamo rinascere, dobbiamo tornare a fare musica con entusiasmo, con dedizione e questo è lo spirito con il quale in questi giorni guardiamo avanti. Sappiamo che ricominceremo, sappiamo che faremo musica e questo è qualcosa di straordinario, per cui non più frustrazione. Questo io ve lo auguro assolutamente, non vediamo tutti l'ora, anche perché veramente i solisti veneti sanno raccontare la musica veneta, che è la musica del mondo, perché diciamo siamo la culla della musica moderna da Vivaldi in poi sostanzialmente. Un patrimonio artistico, ma musicale in modo particolare, veramente incredibile. Ecco, incredibile e apprezzato in tutto il mondo. Secondo lei partiremo prima all'estero a questo punto?
Questo non lo so. Questo non lo so. Lei, come dire, io lavoro moltissimo in Europa, Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, in questo momento come Danimarca, Belgio, Olanda. Quello che mi dispiace è che tutti stanno reagendo un po' a modo loro. E invece in questo momento sarebbe fondamentale per tutti, anche per la musica, una reazione veramente comune. Detto questo, penso che noi saremo tra i primi a ripartire, per il fatto che siamo stati sempre leggerissimamente in avanti rispetto a tutti gli altri. E spero che anche in questa situazione ci sia quel momento davanti al resto del mondo che ci permetta di inorgoglirci ancora una volta della cultura di cui noi siamo portatori. Avete suonato la primavera di Vivaldi, benaugurale per una stagione che si apre, per questo lockdown che arriva un po' a primavera inoltrata, che musica suonerebbe? Ma dunque, noi prima di tutto vorremmo recuperare, quando sarà possibile, i concerti che abbiamo dovuto annullare. Tra l'altro c'erano dei programmi ai quali tenevo moltissimo. Il primo è stato il concerto dell'8 marzo per la festa della donna, dove avevamo delle soliste straordinarie, un programma bellissimo. Un altro programma che è stato... Un altro fiore all'occhiello, mi permetto dei solisti veneti, è proprio valorizzare la musica anche al femminile, perché certo, non sempre viene valorizzato. Era un appuntamento fondamentale della nostra storia, e come concerto di primavera in occasione della festa della donna. E questo prima o poi lo dobbiamo, anzi lo recupereremo sicuramente. L'altra cosa è che il nostro Veneto Festival, che si doveva aprire con la Betulia Liberata, questa azione sacra di Mozart, che è stata commissionata a Padova, quando Mozart era ancora adolescente, un lavoro straordinario, e questo sicuramente lo riproporremo, ma poi tante cose, perché per esempio un'altra cosa alla quale tenevamo... Direi che la Betulia Liberata ha anche questo senso, no, di liberazione, senz'altro. La verità era stato deciso, perché la programmazione è stata fatta con largo anticipo, quando non immaginavamo che cosa sarebbe successo. Quando la rifaremo, veramente Betulia Liberata vorrà dire tante cose, veramente tantissime cose, per cui sarà molto bello. E poi le altre cose, per cui andiamo a cercare di recuperare tutto quanto. Vedremo un momento, perché una delle cose importanti è appunto vedere quanti musicisti possono suonare contemporaneamente. Poi c'è un piccolo problema che nessuno si sta ponendo. Il fatto che le mascherine, benissimo, che sono formidabili, non mi fraintenda, io non ce l'ho solo perché sono a casa in questo momento, se no sono sempre... però agli strumentisti a fiato creano un problema irrisolvibile, ecco, per cui che cosa succede? È chiaro che un musicista... ma dobbiamo risolvere tante cose. Diciamo che lei qui davanti abbia Luca Zaia per quanto riguarda il Veneto e il presidente Conte dall'altra parte. Qual è il suo appello? Ma l'appello, io devo dire che il nostro governatore ha lavorato in maniera straordinaria, ecco. Per cui a Zaia dico continui così. A Conte, che pure ha fatto molto bene, continui a non dimenticarsi della cultura e della musica. Franceschini ha fatto un decreto che mi sembra un ottimo decreto, chiaramente stiamo parlando di tantissimi soldi. Non dimenticateci, perché la musica è una delle chiavi del ritorno e del fatto che l'Italia riprenda anche l'economia, anche tutto quanto. Cioè questo rilancio passa attraverso la musica. E la musica intesa nel senso più vasto, e l'arte ancora di più, il teatro. È la cultura che ci salverà, questo, sicuramente. Grazie direttore, e buona musica allora per il rientro dei solisti veneti, speriamo. Quanto prima vi verremo a vedere. A presto, arrivederci. A presto, arrivederci, grazie.